Fermare la scia infinita di sangue sulle strade nella Marca, sulle quali in poco meno di 2 mesi hanno perso la vita 31 persone. Sale a 43 il numero dei decessi dall'inizio dell'anno contro i 41 del 2019 dello stesso periodo, tutti concentrati questa volta però in pochi mesi a partire dall'allentamento delle restrizioni da Covid. La provincia ha presentato oggi un piano di intervento per arginare questo triste quanto pericoloso fenomeno. Abbiamo ricevuto 70 progetti da parte di 70 amministrazioni comunali. Con i fondi messi a bilancio nel 21 e nel 22 ne finanzieremo 28. Tutti gli altri saranno finanziati ad aprile del prossimo anno in occasione del consuntivo. Metteremo altri 6 milioni di euro come provincia di Treviso e andremo a generare lavori per circa 28 milioni di interventi sulla viabilità provinciale assieme a dei comuni che ringrazio. Attraversamenti pedonali, rotatorie, marciapiedi, piste ciclopedonali, ma anche interventi di manutenzione su strade e incroci. Interventi finanziati con 2 milioni e mezzo di euro per il 2021, altrettanti per il 2022, con una partecipazione fino al 50% della provincia alla spesa dei comuni. Il primo del bando è la rotatoria cosiddetta della Tavernetta in quel di Asolo, e quindi è evidente che i criteri messi in pista risolvono criticità. Altro filone d'azione, una campagna insieme alla MOM contro l'uso del cellulare in auto e la ripresa delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per le classi quarte e quinte superiori. La distrazione e la disattenzione causata prevalentemente dall'utilizzo di dispositivi elettronici è appurato che è la causa maggiore degli incidenti stradali oggi. Interverremo anche in tal senso. Il vertice in prefettura sulla sicurezza stradale è stato convocato intanto per domani.